Allora, ritorniamo al discorso dei distretti, cioè delle strategie sostanzialmente per far sì che i nostri centri siano vivi, vitali e continuino a produrre soddisfazione tanto per chi li frequenta quanto soprattutto per chi ci vive e ci opera concretamente dal punto di vista commerciale, quindi a produrre anche guadagno, reddito. E qui tocchiamo il discorso delle risorse. Noi. Sono state stanziate risorse per la realizzazione dei distretti, come diceva l'assessore Marcato. Sì, assolutamente, sono state stanziate risorse con fondi propri della Regione e in parte con fondi europei che hanno premiato quelle reti di aziende che gravitano nell'area dei distretti. Quello che secondo noi è importante è che queste risorse, sia non solo a livello regionale ma a livello nazionale ed europeo, abbiano o diano una garanzia di continuità, che quindi non siano riferite a singoli bandi, ma che insomma ci si faccia carico di questo problema che riguarda indistintamente tutte le città italiane ed europee e che quindi ci siano risorse per le città e per i partenariati pubblico-privati. Questa è una posizione che stiamo sostenendo anche con la Commissione europea, anche per la programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 che si sta decidendo in questi mesi. E quindi noi chiediamo che, siccome il distretto è proprio il luogo del partenariato pubblico-privato, che sia più facile agganciare queste risorse su progetti che partono dal basso, che partono da commercianti e amministratori che insieme ripensano alcune aree della città, le valorizzano e possano beneficiare dei fondi strutturali, che noi dei fondi per la coesione che fatichiamo ancora a spendere. In realtà dobbiamo anche ad accederci, perché non è così semplice. Deve diventare più semplice, ma partendo da esperienze concrete. Adesso le esperienze le abbiamo mappate, sappiamo quali sono, c'è grande interesse sia a livello nazionale che internazionale per questo, perché anche la Commissione europea ha bisogno di agganciare dei progetti che funzionano. Quindi noi ora dobbiamo fare in modo che sia facile per i partenariati che propongono i progetti, che hanno dei criteri di sostenibilità, che rispettano degli indicatori che sono quelli che si è data la Commissione europea per la programmazione 21-27, chiaramente, ma deve essere facile poterli raggiungere e i risultati e l'impatto deve essere visibile ai cittadini, perché altrimenti non crediamo poi nell'utilità del sistema europeo. Ecco. Assolutamente. Accennava l'architetto a questioni, giustamente un discorso internazionale, europeo. E qui io chiedo a lei, come docente universitario, quindi ha avuto sempre un approccio, penso, non solo legato al territorio, ma più aperto in Europa. Abbiamo delle situazioni che possono fare, non dico da case history, però comunque possono essere usate comparativamente, ci sono degli studi al riguardo o siamo noi un po' i primi a proporre questo tipo di modello distrettuale? No, diciamo che il modello distrettuale come quello che conosciamo noi qua in Italia è nostro, è frutto anche della nostra tradizione dei distretti che deriva dalla logica degli distretti industriali. Però esperienze di iniziative di gestione coordinata sia a livello europeo sia a livello più internazionale ce ne sono tantissime, dalle esperienze di Town Center Management, dalle esperienze di Business Improvement District, dalle esperienze di Centre Ville, di gestione di Centre Ville. Tanti paesi anche europei hanno maturato questo tipo di esperienze. Queste esperienze cosa ci dicono? Ci dicono due cose fondamentalmente. La prima è il ruolo del manager e prima l'abbiamo sottolineato, la professionalità, la capacità di leadership, e la seconda cosa che ci dicono è quello di monitorare questo tipo di attività, di sviluppare degli indicatori che possono essere comuni a tutte queste esperienze, e alcuni evidentemente sono particolari invece rispetto alle singole progettualità che sono sviluppate, per consentire una sorta di benchmark tra cluster di tipologie di distretti diverse che possono consentire di mettere in comune tutta quell'esperienza. E da qui diciamo il terzo elemento che si deduce dalle esperienze europee, ma che potrebbe essere anche qui in questo caso una specificità nostra, italiana, è quella di fare sistema di queste esperienze. Cioè in questo paese, lo sappiamo bene in tanti campi, siamo eccellenti, gli individualità, esperienze singolo, di imprese, di reti, eccetera, ce ne sono tantissime. Noi italiani siamo poco capaci di metterle in comune, di far sì che si sviluppi
sviluppi una sorta di, potrebbe essere una piattaforma all'interno del quale mettere queste esperienze che si sono fatte, una sorta di capitale sociale dei distretti del commercio a disposizione dei distretti esistenti, ma anche dei distretti che, ad esempio, al di là dei 57-58 distretti del commercio che già si sono sviluppati in Veneto, altre parti del territorio veneto volesse sviluppare. Ecco, perché qua parliamo di tanti distretti del commercio e vista anche la collocazione geografica del nostro territorio, no? Parliamo di una città metropolitana di Venezia che però dovrebbe inglobare Padova e Treviso, che poi comunque vabbè Verona un po' spostata in là, però tutto sommato, e però andiamo a distrettualizzare nel piccolino, quando in realtà tutto è connesso, quindi potrebbe essere forse una visione più d'insieme. Qua glielo dico perché l'Europa guarda i grandi sistemi, no? Noi invece guardiamo i piccolini, magari è una strategia di successo. No, i due aspetti si tengono insieme, nel senso che, ripeto, esperienze iniziative di gestione coordinata ci sono anche a Londra, ci sono a Bruxelles, ci sono a Parigi, ci sono a Marsiglia, ci sono a Milano, cioè voglio dire anche le grandi città. Qui il tema, i distretti è una dimensione, una scala dimensionale in cui si possono affrontare rispetto a polarità commerciali significative questo tipo di problema. Qui parliamo di distretti del commercio, diciamo, urbani. Quelli diffusi o territoriali, come si chiamano in Veneto, invece la scala la ottimizzano mettendo insieme una serie di comuni che hanno una vocazione di sviluppo simile, omogenea in qualche misura, e sul quale fare leva per valorizzare il commercio di questi territori, perché ribadisco quello che dicevo prima, cioè nel senso che se non si ha una certa scala e un certo bacino della domanda, il problema non si riesce a risolvere, quindi c'è un problema di crescente desertificazione che non è soltanto la chiusura dei punti di vendita, ma poi si porta dietro un problema sociale, perché io posso anche risolvere il problema delle persone anziane nei paesini, portando lì attraverso soluzioni di e-commerce i servizi commerciali di base, ma la dimensione sociale, cioè significa poi ghettizzare queste persone anziane all'interno della loro casa. Gli ho risolto il problema di sopravvivenza, diciamo, di servizi commerciali di base, ma li sto, diciamo, ghettizzando in una dimensione ancora maggiore di solitudine, quindi questa non è una grande soluzione. Ecco, il distretto invece può aiutare a dare una risposta anche a questi territori in cui le condizioni sono un po' più disagevoli. Assolutamente. Collegandomi a Mirano, nella vostra esperienza, tra l'altro voi vi trovate nella strada del Tiepolo, in certo qual modo, terre del Tiepolo, poi terre della Riviera del Brenta, vicino a Venezia. Cosa vicina a Venezia, esatto. Però Mirano in sé per sé da solo così ha difficoltà, invece abbracciando dei filoni e quindi facendo un qualcosa di più esteso, riuscite ad avere anche un appeal diverso, no? Sì, esteso, confrontandoci, quindi facendo questo scambio anche, no, di conoscenze con altri, ma direi che tanto siamo almeno chiaramente in una dimensione più operativa. È importante che venga fatta questa operazione anche a livello locale, cioè, tanto per capirci, uno dei problemi importanti è proprio quello di creare una rete all'interno dell'area distrettuale, nel senso che questa rete, che non è solo fatta da commercianti, poi è fatta da più soggetti, non è facile da mettere insieme. Noi ad esempio abbiamo lavorato attraverso la società, l'ente di formazione della Confcommercio Terservizi, che è molto presente nell'azione formativa. Abbiamo lavorato molto sul concetto di fare rete, ma in una dimensione proprio, no, di creare un valore, uscendo da quella logica che si diceva prima, no, del perdere autonomia, di guadagnare qualcosa tutti assieme, no? E quindi questo è un punto, secondo me, molto importante sul quale si deve intervenire, perché solo così facendo gli operatori, i soggetti interessati cominciano a vedere l'utilità delle azioni e diventare protagonisti loro stessi, altrimenti vedono tutta una serie di azioni anche belle, anche ben strutturate, ben pensate, ben organizzate, ma non le sentono proprie, perché fanno fatica a fare questo passaggio. E questo è un primo livello. Un secondo livello è poi quello di creare un differenziale rispetto alle altre polarità. Voglio dire, se l'elemento di differenziazione è proprio il contatto umano e la persona, lì bisogna investire. La qualità del servizio intesa come relazione e rapporto interpersonale è fondamentale. Noi abbiamo fatto un'analisi e ahimè diciamo che non sempre è stato così come erano le aspettative. Quindi vuol dire che c'è un'area, e le motivazioni sono ampie, non ultimo il fatto che manchi una scuola di formazione, a mio avviso,
di alto livello proprio nel personale di contatto con il cliente, che secondo me sarebbe fondamentale, ecco, si traduce poi in persone che sono appunto a contatto con il cliente e che necessitano di un supporto di maggiori conoscenze, di competenze più ampie sostanzialmente. Cioè cambia a questo punto la figura stessa del commerciante. Direi di sì. Deve cambiare, cioè non è più colui che si mette dietro come una volta il bancone, no? Che si diceva, e approccia il cliente proponendogli la propria merce, ma non dico laureato, ma... Beh, per me sì. No, deve avere evidentemente un'attenzione al mondo che cambia. Se il suo consumatore cambia, ha bisogno di altri servizi commerciali, evidentemente deve interagire non soltanto in termini di proposta di prodotti che ha nella sua bottega, nel suo negozio, ma anche di servizi che offre. Questo è, mentre prima, diciamo, sostanzialmente si poteva stare dietro la vetrina e passavano davanti, diciamo, i consumatori e insomma, se l'offerta era apprezzata, interessante, entravano nel punto vendita, adesso diciamo devi tirarlo dentro. Se lo fa un singolo commerciante è già apprezzabile, se lo fa un'intera via, quella via diventa attrattiva. E questo è un po' il senso del distretto, il co-retail si dice in Europa, ma il fare insieme, se i commercianti capiscono che per rilanciare la loro via, la loro zona, queste iniziative sono condivise e quel luogo acquisisce un'identità proprio per il valore che loro insieme possono esprimere, che è più forte di quello di un singolo. Perché aumenta il flusso di persone e poi ognuno si gioca la sua partita imprenditoriale rispetto a quei flussi di persone che sono... Ecco, forse lei è anche l'esperto in questo senso, come docente universitario, ma magari anche, non lo so, perché si verifica questo fenomeno, che l'ho chiesto parecchie volte a diversi negozianti, che però dicono destino, succede. Allora, perché ci sono dei negozi dove entrano 2 persone, dopo poco ne entrano altre 2, altre 3 e si riempiono, e basta che ne entri, e in altri dove non entra nessuno e nessuno continua ad entrare, a prescindere dall'attrattività, ma anche se tu fai questo gioco, tra virgolette, in un negozio non attrattivo. Io intanto mi diverto, nei centri commerciali, mettiamo là San Donà per esempio, entro in un negozio, per me non attrattivo, non mi interessa, ma ci entro insieme con il mio compagno, quindi siamo in 2 e dico contiamo fino a 10, vedrei dopo un po'. Porca miseria, entra sempre qualcun altro, ma è sempre, dopo parlando con la commessa dice l'importante è far entrare qualcuno. La gente poi viene attratta, è un fenomeno che in realtà va studiato, l'hanno anche analizzato, questo è di attrattività. Come lei diceva prima, no? Tiremoli dentro, anziché, che meccanismi sono questi? Cioè, questo diventa difficile, sicuramente, ma penso che ognuno di noi, vedere un negozio che è pieno di gente, un negozio vuoto, la prima impressione che ricaviamo, ma lì vuoto, non c'è nulla di interessante da vedere, siamo incuriositi, c'è quindi una curiosità di dire, ma là c'è tante persone, andiamo a vedere, poi magari non comprano, però c'è questa curiosità. Perché lavorare su questo aspetto non è come l'effetto del mercato ambulante, dove ci sono tutta una serie di banchi che vedono un sacco di persone a cercare roba, eccetera, e altri che sono un po' deserti. Quindi c'è una dimensione di quel tipo. Poi delle volte ci può essere anche una migliore localizzazione rispetto a un'altra. Possono essere vari fattori, oltre a quelle dell'offerta di prodotti e dei servizi, la localizzazione dell'attività. Entriamo in gioco adesso. E così via. Battuta di chiusura lei? Oddio, no, sicuramente il ruolo del commerciante di oggi e sicuramente di domani è molto diverso da quello di ieri, proprio perché vengono richieste competenze differenti. Non basta più appunto saper vendere, che è dato, direi per scontato che un commerciante sappia vendere, ma sono richieste capacità ad esempio di utilizzo di canali differenti che fino a ieri non erano necessari. Quindi il negozio diventa come un crocevia di tutta una serie di elementi, di nuovi componenti, di nuovi strumenti che fino a qualche tempo fa non erano necessari o non esistevano. Perfetto, allora il tempo non c'è più, grazie molto di essere stato qui con noi. Naturalmente l'importanza sostanzialmente è quella di informarsi, studiare, non fermarsi lì, perché qualsiasi attività, quella che può sembrare anche la più semplice, la più spontanea, non è più così, necessita una preparazione dietro. Come vedete ci sono persone che ci studiano anche molto per rendere il tutto più facile, più agevole e anche di risultati. Grazie ai nostri interlocutori, grazie a voi di averci seguito, grazie a Confcommercio Veneto per l'occasione e l'opportunità di approfondimento.